Buonasera amici telespettatori, buon anno perché questa riprendiamo la prima puntata del 2020, quindi abbiamo, come avete potuto notare, anche cambiato orario, abbiamo anticipato di una mezz'oretta, per cui l'appuntamento è sempre in diretta dai nostri studi alle ore 15. E con l'anno nuovo noi, avete visto un po', si fanno tante promesse eccetera, noi vogliamo mantenerle queste promesse, perché in una delle ultime puntate dello scorso anno, con uno dei nostri ospiti che si sono avvicendati negli studi, ci eravamo dati un appuntamento, perché il tempo una volta qui insomma in studio sembra veramente che voli, quindi vogliamo dedicare una seconda parte all'argomento che non abbiamo avuto modo di nucleare tutto in una sola puntata, e quindi mantenute le promesse. Per cui oggi parleremo e incontreremo ancora, come vedete sto prendendo un po' di tempo perché stanno microfonando l'ospite, quindi però ve lo presento, prometto, tra 2 secondi ve lo presento subito, perché è una vecchia conoscenza della nostra trasmissione. Grazie, buon anno, auguri al dottor Maurizio Contorto, podologo. Allora, ecco, salve. Allora, noi, come dicevo, nella puntata dello scorso anno non siamo riusciti, no? Perché c'è tanto da dire su questo argomento. Abbiamo anche accennato un po' alla salute del piede del bambino, ma ci piace ripercorrere un po' le tappe, facendo all'inizio un po' una rinfrescata generale, no? Perché sappiamo che il piede, lo diciamo sempre quando ci incontriamo, è insomma il pilastro del nostro corpo, no? Certo. Quindi è sottoposto a tutta una serie di pesi e dobbiamo trattare bene, quindi dobbiamo aver cura dei nostri piedi e a volte bastano veramente delle piccole accortezze. Poi, qualora si dovesse così avere dei problemi, abbiamo i nostri specialisti che veramente ci vengono in aiuto. Avremo anche l'ausilio di alcune immagini che la regia poi ci manderà in onda, che ci aiuteranno a capire meglio, a comprendere meglio e anche a memorizzare alcune situazioni che riguardano sempre il nostro piede. Allora, questo piede, a volte si tratta un po' maluccio, lo trattiamo un po' male il nostro piede. Perché? Cattive abitudini? Certo, molte volte vediamo come il piede, una struttura tridimensionale meravigliosa, che nel corso dei secoli ha dovuto adattarsi e vincere la forza di gravità, trasformandola, questa forza invisibile che ci schiaccia e ci sovrasta al suolo, quindi un po' questa amica nemica. Quindi ci si è trasformata, la vera conquista dell'uomo è stata trasformare la forza di gravità in un meccanismo capace ed efficiente sia nella stazione eretta che nella deambulazione. È quello che un po' lo stare in piedi ci va a differenziare, almeno da questo punto di vista, dal mondo animale. Ecco, il vero miracolo della scienza è stata questa, riuscire a reggere su 2 piedi ma senza poterne pagate le dovute conseguenze. Certo. Si va a pagare ovviamente il fatto che una vita intera sopportano il nostro peso e molte volte vengono ovviamente maltrattati. Sì, è vero, è vero. Intanto ricordiamo, prima di proseguire, vi ricordo amici che magari anche tra qualche minuto, quando insomma entreremo più nel vivo della nostra discussione, qualora vogliate porre delle domande al nostro ospite, lo potete fare, vi comparirà in sovraimpressione un numero magico, il numero di telefono che vi mette in contatto con noi, quindi potete porre le vostre domande. Allora, dicevamo, durante tutto l'arco della vita, insomma, questo piede è sottoposto a sollecitazioni continue. Allora, se la regia è pronta, noi potremmo cominciare con la prima immagine, no? Così partiamo con il discorso seguendo un filo logico e vediamo quali sono, magari anche parlando di postura, quali sono le posture migliori e poi vediamo anche l'importanza delle calzature. Delle calzature, certo. E quali poi sono? Esatto. Ecco, questa per esempio è un'immagine, un video tridimensionale concesso dal professor Ronconi, dove proprio a vedere la
complessità di un'architettura così armoniosa come il piede, questa struttura tridimensionale a carico variabile, magari uno pensa alla mano, pensa a questa alta articolazione, ma il piede è un complesso molto articolato, per cui poi è difficile anche da comprendere dal punto di vista biomeccanico e posturale. Tanto che se andiamo avanti con le immagini, vediamo come i piedi, queste fondamenta del palazzo, va proprio a incidere su tutto il condominio. Io dico sempre ai miei pazienti, faccio sempre questa battuta, devo mettere d'accordo l'intero condominio. Vediamo come il piede, i carichi che provengono dal piede poi sono correlati e va a coinvolgere il modo di poggiare il piede, l'assetto del piede, anche sulle strutture ovviamente a monte, quindi ginocchio, anca, caviglia, cervicale, addirittura anche sull'ATM, sull'articolazione temporomandibolare. Certo. Quindi parliamo del tetto di questo palazzo. Magari insomma riesce anche all'inizio un po' difficile, no? No? L'articolazione temporomandibolare, certo, che può, però molte volte poi prendendo dei piccoli certo, può incidere tutto quanto. Insomma, se andiamo tutto collegato avanti, certo, nel nostro corpo. Se andiamo avanti infatti con le immagini, vediamo come del resto il piede è l'unica nostra struttura che ci mantiene a contatto diretto con la terra, quindi col mondo esterno, è l'unica parte del nostro corpo che comunica col mondo esterno. Ecco, questo già vediamo da questa schermata le conseguenze posturali, un po' quello che stiamo dicendo, a cosa si può andare incontro quando, certo, si sbaglia postura. Un semplice piede con una sindrome pronatoria, un piede cedevole da questo punto di vista, quindi ormai diciamo schiacciato da questa forza gravità, no? Proprio l'incapacità di stare diritti, non può non coinvolgere le strutture sopra. Assolutamente. Riprendiamo da qui perché c'è una telefonata già per noi, sentiamo chi ci chiama. Pronto? Pronto, sono De Catanzaro. Buonasera. Buonasera. Volevo chiedere al dottore una domanda. Prego. Posso? Prego. Allora, io alla gamba destra ho 2 centimetri in meno, porto la scarpa ortopedica, però ho sempre dei problemi, non cammino bene, quando cammino A che cosa è dovuto questo? Alla scarpa oppure a qualche altro fattore? Ma cosa intende quando dice non cammino bene? Sente dolore? È perché non mi sento che cammino, come si dice, bilanciato. Ah, ok. Allora, perfetto. Grazie, può chiudere e ascoltare la risposta via telefono. Grazie a lei. Grazie a lei. Il signore ovviamente si è risposto da solo. Sì. Già a parlare di 2 centimetri, poi vedremo magari avanti i macchinari che esistono per valutare in effetti l'eterometria reale, cioè dire 2 centimetri in un corpo in movimento, una struttura tridimensionale come il corpo, non parliamo solo del piede, sono i 2 centimetri in dinamica, per cui ci sono dei macchinari adatti per valutare proprio perché il signore non si sente bilanciato, perché molto probabilmente l'eterometria che hanno compensato, questo rialzo che gli avranno realizzato, sicuramente non sarà preciso, idoneo a quello che in effetti il corpo compensa. E che consiglio possiamo dare al nostro telespettatore? Deve fare una visita ovviamente podologica e un plantare su misura specialistico e personalizzato, perché evidentemente quello che hanno fatto nelle scarpe ortopediche è il primo giudice, il paziente, capisce che non è bilanciato, quindi c'è qualcosa che non va, non hanno fatto la giusta equilibratura alle gomme dell'automobile, per cui gli manca qualcosa oppure sono andati ad eccedere come compenso. Il corpo, ci sono dei macchinari che va a letto, quello che è il compenso del corpo che in maniera naturale e spontanea realizza e quello che l'operatore sanitario deve compensare. Ecco, anche perché io so che quando per esempio viene realizzato un plantare, ovviamente personalissimo, certo, perché viene presa l'impronta, tutto quanto, che cosa succede? Che poi voi fate prove degli su studi prove, dinamici, no? certo, quindi per il paziente capire, cammina, fa delle prove perché voi abbiate chiara la situazione. Molto probabilmente il signore va visto anche che tipo di rialzo gli hanno fatto, il materiale e via dicendo, ma se chi gli ha fatto il plantare, che ha realizzato il plantare con l'operatore sanitario, si è basato semplicemente sul discorso... Scusa se interrompo, nella scarpa ortopedica
È stato inserito anche il plantare, ok. questo rialzo per compensare questa dismetria degli arti. Molti membri però hanno avuto come base di studio una semplice e statica radiografia, dove non ci dice assolutamente niente, ci suggerisce di quando questa gamba, quest'arto è più corta, ma in dinamica non ci suggerisce i compensi che il corpo in maniera automatica e spontanea svolge. Ok, per quindi cui riepilogando. non è il signore, mi perdoni, non è un tavolo. Certo, assolutamente. Per cui so che la gamba del tavolo è un corpo in movimento, bravissima, è certo. statica, mette 2 centimetri e io sto diritto. Del resto il signore ha parlato chiaro, non c'è qualcosa che non va, per cui il compenso non è stato fatto in maniera ottimale. Quindi riepilogando consigliamo al nostro telespettatore di recarsi, un bravo podologo che possa in realtà valutare, studiarlo bene e capire di quale compenso ha bisogno. Perfetto. Allora noi ritorniamo speriamo di essere stati chiari, ma penso proprio di sì, con il nostro amico telespettatore di Catanzaro. Adesso vediamo, continuando con le immagini, ci eravamo lasciati sull'immagine delle conseguenze, no? Che possono portare le cattive posture, quindi le posizioni sbagliate, una scarpa sbagliata, una piccola patologia del piede che ci induce a camminare in maniera non naturale, ecco, può portare tutte queste conseguenze. Quindi abbiamo detto l'importanza è anche la tempestività di recarsi presso i professionisti del piede, in questo caso i podologi, che poi collaborano anche con i fisiatri e anche con gli ortopedici. Quindi un primo approccio, mi raccomando sempre, non ci trascuriamo, no? Perché magari noi siamo portati a valutare, a fare delle nostre valutazioni, ma quando non si è del mestiere, del settore, insomma, ognuno deve fare il proprio lavoro. Allora regia, andiamo avanti con le nostre immagini, così da poter continuare a vedere quali sono le successive, e poi mi piacerebbe anche sentire più in avanti quali sono i disturbi, no? Quelli più frequenti a carico del piede. Vediamo. Ecco, qui per esempio vediamo da questa immagine più o meno le cause o concause per cui i pazienti poi vengono, no, nel nostro studio per una consulenza podologica. Quindi l'obesità... A me colpisce sempre la calzatura incongrua, perché soprattutto noi donne, insomma, un po' si segue la moda, allora avere per esempio qua questa scarpa a punta che non va bene, voi podologi lo dite sempre, no? Certo, una scarpa quindi non adatta a quel tipo di piede, l'obesità chiediamo ai nostri piedi di sopportare dei chili in eccesso, a lungo andare può provocare problemi, l'instabilità che può essere di origine neurologica, biomeccanica, e poi una deformità. Lì abbiamo un piede particolare, ma chi ha già latente una deformità è una gomma, tra virgolette, che dopo tanti chilometri inizierà a lamentarsi. E poi un po' la domanda provocatoria, ho messo lì al centro il discorso della forza di gravità, amica, nemica, perché la forza di gravità è una nostra fedele amica, questa forza invisibile che ci schiaccia e ci sovrasta al suolo, è una nostra amica perché ci permette di ambulare, sfruttiamo la forza di gravità, ma a lunga scadenza, purtroppo a lungo termine, prima o poi farà cedere le nostre strutture e quindi non sempre, diciamo, diventa nostra amica, potrebbe essere anche una concausa dei nostri problemi, proprio l'incapacità di reggerci. Se pensiamo, come secondo recenti studi americani, un uomo in media di 50 anni che conduce una vita sedentaria è riuscito a percorrere nella sua esistenza, i primi 50 anni di vita, 120.000 km a piedi. Per far capire ai telespettatori, è il giro della Terra 3 volte, la circonferenza della Terra è 41.000 km. Se parliamo di un paziente che fa una vita sedentaria, pensiamo a uno sportivo, quanti chilometri, la casalinga che sta in casa e percorre solo in casa 20-30 km al giorno dalla mattina alla sera, eppure il piede sta magari non ci si pensa, non ci pensa, però i chilometri sono tanti. Il piede lì prova a sopportare le sollecitazioni, prima o poi deve presentare il conto. Assolutamente. Sentiamo chi ci chiama. Pronto? Buonasera. Buonasera, da dove chiama? Allora, chiamo da Castrovillari. Prego signora, ci dica. Allora, volevo interloquire un attimino con il dottore. Certo. Faccia pure, il dottore Contorto. Dica pure signora. Allora, dottore, volevo chiedere una cosa. Io ho un ragazzo disabile, ha una postura sbagliata che non aveva prima, però adesso si accentua sempre di più, cioè si appoggia, da premettere che lui ha avuto un incidente stradale tibio-tarsi, quindi gli è rimasto il piede in extra, quindi già ha difficoltà a stare in equilibrio.
e però lui si appoggia, c'ha una come si dice, struttura sbagliata sul lato sinistro, quindi si piega sempre di più sul lato sinistro, quindi a intervenire con farmaci e con riabilitazione, ma ben poco ci faccio, voglio dire. Adesso abbiamo provato con, pare che ci sia una dismetria anche nel ragazzo che io non sapevo, non conoscevo, e quindi le abbiamo fatto un plantare di circa 2 centimetri a compenso dell'altra gamba. Però è un mesetto che lo sto usando, voglio dire, però io non vedo, lui si piega perché lui si appoggia ormai, cioè, insomma è difficile, non lo so se si può recuperare questo movimento che lui ha, che si abbassa sempre sul lato sinistro. Allora, grazie signora, può agganciare il telefono, ascoltare la risposta per via TV. Mi sembra grazie signora. Ringrazio. Mi sembra di capire che un po' è una situazione simile alla precedente, no? Tra l'altro viviamo nel nostro studio continuamente. Ecco. Allora, faccio una premessa, faccio una battuta. Il podologo è il famoso gommista che effettua l'equilibratura, dai 3 ai 14 anni compensiamo i bambini e li correggiamo, dai 14 anni ai 90, quindi per rispondere alla signora non c'è malattia e età che tenga, facciamo questa famosa equilibratura. Adesso, se la signora, che è nostra testimone, afferma che il ragazzo, con tutti i problemi neurologici, ma dal punto di vista biomeccanico, non riesce a camminare bene, come il telespettatore precedente, c'è qualcosa che non va. Evidentemente questo plantare, poi più avanti vedremo, come in ogni nostra trasmissione, cos'è un vero plantare. Perché una soletta è una soletta finta, preformata, il podologo ha il dovere sacrosanto di effettuare un'ortesi plantare su misura specialistica e personalizzata e seguire il paziente finché non trova il suo baricentro corporeo, a prescindere di quale sia il problema. Quindi alla signora quello che dico, come ho detto ai telespettatori di prima, non c'è stato uno studio adatto affinché questo ragazzo riesca a stare più diritto possibile, almeno dal punto di vista biomeccanico. Dal punto di vista neurologico lì si può fare ben poco, man mano dare una retta via, dare un'indicazione giusta affinché questo ragazzo cammini più diritto possibile. Perché diciamo che la soluzione dei plantari a voi professionisti del settore dà tante soddisfazioni. Certo, no? anche del Perché campo neurologico. Sì. Quando diceva la signora, ahimè, avere un ragazzo disabile, lì si parla di una postura ovviamente che non solo è un problema al momento, ma come la signora si è confessata ha già detto che sta peggiorando e quindi non si può non fare un paio di occhiali se non si sa già di essere miope, poi la vista andrà a peggiorare. Del resto la vista, i piedi e i denti sono i 3 organi, le 3 strutture vanno incontro a tutti noi e incontrano un'usura fisiologica, si usurano con l'età. Certo, assolutamente. Quindi insomma ribadiamo e sottolineiamo ancora questo, no? L'importanza che la realizzazione del plantare, in questo caso sia una realizzazione attenta. Direi professionale. Professionale, ecco, da non confondere con le solette standard uguale per tutti. Esatto. Certo. Bene, allora regia, grazie, intanto voi amici continuate, il numerino è in sovraimpressione, noi andiamo avanti con le immagini e siamo arrivati all'esame al podoscopio. Quindi nel nostro studio, quando si reca il nostro paziente, verrà studiato un po' come un'automobile, l'impianto elettrico, l'impianto meccanico, le gomme. È una sorta di pedana, il podoscopio, no? sì, una sorta di pedana, no? Con una lampada fluorescente che fa semplicemente a dirci un po' la forma di questo piedino. Per noi podologi interessa poco, però già iniziamo ad avere una piccola indicazione. Si inizia a capire l'automobile che cilindrata è, poi però andiamo avanti con le immagini. Poi c'è tutta un'altra La cosa più importante è studiare il corpo, una struttura tridimensionale, ecco qui invece è un esame stabilometrico, qui diciamo che studiamo l'impianto elettrico dell'automobile, no? Diveniamo un po' elettrauti da questo punto di vista, possiamo andare avanti, quindi con l'equilibrio. Ecco, qui invece è un sistema tridimensionale della colonna, analizziamo con questa scansione 3D computerizzata della colonna, vediamo anche un po'
la posizione spaziale dei segmenti degli inquilini del piano, no? A Sì. monte, quindi bacino, schiena, cervicale, per capire pure come si comportano con un piede comunque carica male. Devo fare anche una premessa: il podologo ha tutte strumentazioni non invasive, per cui non si parla mai di raggi, non si parla comunque di strumentazioni tutte non invasive, quindi può essere anche ripetibile nel esatto. tempo senza nessun problema anche ai bambini. Se andiamo avanti, ecco, questo per esempio mi rifaccio ai due telespettatori, Sì. è una strumentazione che ci serve tantissimo per valutare, ecco qua, l'eterometria compensabile. Il paziente sale su questo macchinario computerizzato, viene aspirato il terreno da sotto il piede, elimina il carico, diciamo, elimina il terreno, la spinta dal basso verso l'alto che si crea quando noi camminiamo, e un lettore LED va proprio a spiegarci in effetti a questo paziente se ha una gamba più corta, elimina i compensi e quantifica i millimetri precisi, tra virgolette in dinamica, no? Una sorta di dinamica di quando il nostro corpo ha bisogno. Quindi non valuto una semplice radiografia e valuto o 2 centimetri, come il telespettatore ha detto prima, la gamba più corta. Quindi questo insomma è un È una esame sorta di studio dinamico, elimina i compensi che e vi aiuta ad essere più precisi quando andate... nella realizzazione di un plantare. E questo è importante, ok. Possiamo andare avanti? Sì. Questo per esempio invece è una pedana computerizzata dove Cosa indica questa indica la dinamica del passo. Ok. Quindi dallo sportivo al bambino all'anziano proprio vediamo in realtà la cosa che fuori a noi ci interessa di più: ma come cammina questo paziente, quali deficit ha biomeccanici, neurologici o via dicendo, e quindi la dinamica va studiata, non l'abbiamo messa per ultima ma dovrebbe essere la prima a essere studiata, e capire come si comporta questa automobile meravigliosa. Quanti minuti bisogna sostare o camminare su questo tipo di pedana perché abbiate le Certo, idee lì un po' dipende da chiare? caso a caso, ma bastano anche 10 minuti, in modo che la deambulazione sia non forzata ma sia più naturale possibile. Ok. Andiamo avanti, regia, vediamo la prossima immagine. Ecco, questo abbiamo detto prima, è un piccolo esempio: ortesi plantare su misura, specialistica e personalizzata, non una semplice Lì soletta. vediamo le impronte dei piedi, Lì vediamo no? tanti tipi di impronte, Sì. perché da paziente a paziente cambia anche il tipo di calco preso. Certo. Come un po' la dendiera, i nostri amici dentisti, sbagli il calco, sbagli anche la dendiera. Certo. Ho un plantare che non lo sento mio, non ho l'impronta del mio piede. Assolutamente. Pensi che un podologo riesce attualmente a realizzare un plantare in 500-700 modi diversi, è un po' come pretendere che l'oculista fa solo un paio di occhiali, no? Da persona a persona Ognuno cambia, ha il suo piede, ha il suo ognuno ha i piede, il suoi suo occhi, assetto, certo. un po' come le automobili, no? La modalità del Assolutamente. passo cambia da persona a persona. E in questo Quindi caso la abbiamo bravura sentito però che l'essere precisi è è fondamentale. importante, infatti la bravura del podologo non è fare un plantare preciso, direi, personalizzato. Certo. Del resto Ok. noi la chiamiamo terapia ortesica, per noi è una terapia. Certo. Allora amici, noi ci fermiamo per pochi minuti di pubblicità, non cambiate canale perché ritorniamo tra pochissimo per parlare sempre della salute del piede. A tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentornati amici, parliamo della salute del piede, lo stiamo facendo col dottor Maurizio Contorto, podologo, e dicevamo prima che la pubblicità ci interrompesse che un adulto con dei problemi è evidentemente un bimbo che non è stato tempestivamente curato, no? O per niente curato. Allora anche questo piede del bambino va attenzionato, no? Perché noi sappiamo, quando abbiamo i bambini piccoli stiamo attenti alle calzature, sappiamo, no? Ormai se ne parla un po' di più, certo, rispetto ad anni fa, e quindi vediamo quali sono le problematiche del piede del bambino velocemente, per poi passare a delle altre cose anche che riguardano sempre il piede dell'adulto. Allora, paradossalmente un bambino, un neonato in questo caso, magari i primi mesi di vita, il piede paradossalmente è prima un organo di senso, poi un organo di moto.
Infatti il bambino che farà i primi mesi? Portare il bambino il piedino dappertutto, no? La funzione tattile e recettiva riguarda il proprio soma, i rapporti metrici con l'ambiente, il terreno, la tipologia di terreno su cui camminiamo. Anche in bocca questo in piedino. bocca, e non va assolutamente sgridato, perché il bambino cerca di comunicare col piedino col mondo esterno. Certo. Prepara un po' quello che sarà poi una futura stazione eretta, quindi la deambulazione. Solo dopo che 14-16 mesi, 12-16, dipende anche da bimbo a bimbo, inizia a abbondare la sezione eretta, cioè quella orizzontale per quella eretta, per cui inizia i primi passi per le deambulazioni. Dovremmo fornire al povero bambino una scarpa adatta, ovviamente, ecco, come che vada... deve essere la scarpa adatta? Allora, che caratteristiche deve avere? Certo, la scarpa ha innanzitutto dei contrafforti rigidi, infatti se andiamo avanti con le foto facciamo vedere qualcosa. Luca Chito, grazie, mandaci le altre foto che tu sai, le altre immagini che riguardano il bambino. Ma è necessario, insomma, queste sono delle accortezze che tutti i genitori dovrebbero avere, no? Ecco, appunto, vediamo la calzatura del bambino solo quando inizia, la calzatura, diciamo, iniziale, con le stringhe, la calzatura, no? iniziale, quando ancora il bambino non fa neanche i primi passi, quindi sta semplicemente conoscendo il mondo esterno. Deve essere giusto la protezione termica, quelle famose scarpe in camoscio o in pelle che si flettono con la mano, sono belle morbide, sì. Vanno semplicemente a proteggere da azioni lesive termiche, no? Il povero bimbo, il piccolo bimbo. Quando inizia a crescere e fare i primi passi, con una scarpa che guidi, ovviamente, vada a guidare la deambulazione del bimbo. Quindi il contrafforte dietro deve essere molto rigido, una punta molto ampia, quasi sempre lacci, io consiglio, perché tiene fermo una certa tenuta, e cambiarla soprattutto, ecco qui spesso. Infatti gli errori che molti genitori fanno, non sanno quando e come cambiare la scarpa o quel numero. Tabella ci dà Questa è una tabella più o meno pediatrica, poi ovviamente dipende da bimbo a bimbo, da caso a caso, Madre Natura insegna, ma pensiamo come da 1 a 3 anni ogni mese va cambiata la scarpa. Quindi da 1 a 3 anni ogni mese, da 3 a 6 anni ogni 2 mesi, da 6 anni a 10 anni ogni 3 mesi, da 10 a 12 anni 4 Quindi non ti aspetta mai l'usura della scarpa come molti certo. genitori fanno. Il piedino cresce e di solito, se andiamo avanti con la regia, vediamo che di solito la scarpa ideale, il numero ideale, molti genitori non sanno il numero ideale, sempre un po' più grande, deve andarci un dito di traverso davanti. Ecco. Infatti ci ricordiamo, no, quando si misurano le scarpe, questa pressione col pollice che viene effettuata. O comunque un dito del genitore davanti, dal dito più lungo, poi a seconda di che formula digitale ha il bambino, il secondo, il primo dito più lungo deve essere il parametro essenziale per poter prendere la scarpa un po' più comoda. Diciamo che se si seguono queste accortezze il dovremmo garantire... inizia a crescere bene, ecco. ma sempre solo quando il bambino inizia a camminare. Certo. Del resto poi la patologia più frequente dei bambini è il famoso piede piatto, che io definisco malattia della civilizzazione del benessere, perché il bimbo è poco stimolato, non ha stimoli meccanici, propriocettivi, cioè il bambino ormai cresce con un piede pigro. Ricordiamoli questi stimoli. Ecco, la ginnastica da fare, diciamo che le babbucce della nonna, ormai i parquet, la civiltà ha fatto un po' pieghire il piede. In Africa i piedi piatti sono quasi inesistenti, dove i bambini camminano scalzi o nelle foreste, sulle pietre, quindi hanno stimoli. Ricordiamoci che il piede è nato scalzo e quindi noi esseri umani abbiamo inventato le scarpe, ma un involucro un po' scomodo a quell'età, no? Da poter portare in giro. Quindi è importante, quando è possibile, lasciare un po' a piedi scalzi, certo, a piedi il nudi. bambino, e stimolare quella muscolatura estrinseca del piede che vada poi a sviluppare per far diventare quel bimbo poi un adulto sano dal punto di vista posturale. Poi se andiamo avanti vediamo alcuni esercizi pratici che sono utili, no? Utili per contrastare. Tutti i bimbi. Ecco qua, sulla punta dei piedi, giocare con i fazzoletti, con le palle, quindi con le biglie. acciuffare il fazzoletto con le dita, certo, dei con piedi, le dita, oppure massaggiarsi con questa andare pallina. a stimolare quei pochi muscoli intrinseci del piede che non lavorano affatto, perché il bambino ci preoccupiamo più della protezione termica, del raffreddore, che non prenda freddo, ma alla fine il piede ha bisogno di questi stimoli continui per potersi crescere robusto, perché come abbiamo detto precedentemente dovrà sopportare il nostro peso per tutta la vita. Questi esercizi vanno bene, ecco, in caso di diagnosi di piede piatto. Ecco, sì, sono ottimi per stimolare la muscolatura. Infatti
il primo consiglio che diamo ai bambini al primo posto è la ginnastica propriocettiva, estereocettiva del piedino per sviluppare ciò che è l'aspetto muscolare, anche in accordo con l'amico fisiatra o terapista. Perché come sappiamo la podologia è una materia multidisciplinare che quindi abbraccia tutti gli operatori sanitari del settore. Poi il podologo interverrà col suo plantare su misura specialistico per correggere ciò che è la deviazione ossea, ciò che sono i rapporti articolari tra stragalo, scafoide, delle ossa del piedino che quindi non riescono a reggere questo bimbo una stazione retta corretta. E poi la scarpa ideale. Si riesce ad avere, con caso di piede piatto del bimbo, si riesce ad avere una risoluzione del problema? Sì, lì si vede sempre quando si interviene in maniera precoce o no. Noi iniziamo già a 3 anni a curare i bambini. Ci sono tantissime tipologie di piedi piatti. Per il classico piede piatto lasso del bambino, con un buon plantarino, una buona ginnastica, a quell'età si interviene subito, sono quasi tutti correggibili. Poi il podologo valuterà se diciamo, è una posizione, è un piede piatto, una sindrome pronatoria, riducibile o non. Ci sono dei test da valutare con i nostri macchinari e capire se è un bambino quindi correggibile o no. Ma diciamo che l'80% dei nostri bambini che vengono alla nostra attenzione, il nostro istituto, sono quasi tutti, ringraziando Dio, correggibili. Perfetto. Il resto... Questo è importante anche se gli attenti genitori appena si accorgono del problema bisogna intervenire tempestivamente. Questo è importantissimo perché di solito dai 3 ai 12 anni si riesce a intervenire. Prima si interviene meglio. Bene, andiamo avanti regia con le prossime immagini, vediamo che cosa andiamo a vedere per poi passare. Ecco, un'altra scienza, un'altra diciamo arma che il podologo ha, abbiamo parlato di plantari, ma parliamo dell'ortoplastia. Questa scienza, l'ortoplastia diciamo che questa scienza che riesce, studia il modo di compensare, di ridurre le deformità digitali, dal bambino all'anziano. Abbiamo delle dita che non sono diciamo in asse, no? Il famoso luce valgo, dita a martello, che già da piccoli iniziano a prendere... quando vediamo delle dita dei piedi sovrapposte, sovrapposte, si può nascere con questa... Brava, però molte volte vediamo che anche se c'è l'aspetto ereditario, questo vuol dire che non possiamo intervenire perché sempre in giovane età è tutto correggibile. E possiamo comunque compensare anche in età adulta. Con questo, se andiamo avanti, lo vediamo un po' dal vivo. Il podologo riesce con questo silicone particolare, vedi, a mescolare il silicone sempre in maniera personalizzata, si usa, ci sono varie paste siliconiche e si va a prendere il calco del paziente per fare questa ortesi su misura che il paziente dal bambino all'anziano porta tranquillamente e va a rieducare in maniera corretta, no, le dita. Ricordiamoci che le dita, l'attività prensile delle dita nell'aspetto locomotorio e diciamo propriocettivo e biomeccanico del movimento del piede sono importantissime. In questo caso è come si paragona le gomme di un'automobile. Le dita devono prendere il terreno, hanno varie funzioni importanti nel movimento. Quindi un dito diciamo sovraddotto o infradotto non si parla per niente di estetica, come molte donne, no, il primo problema l'estetica, vengono al nostro istituto, parlano solo di estetica, ma di funzionalità, perché un dito che non è in asse non funziona e non va a funzionare non solo tutto il piede, ma tutti i piani successivi a monte che sorregge. Ecco, queste sono delle per foto esempio vediamo delle bambine, ecco, prima e dopo, dove c'è l'atteggiamento a griffe del bambino prima, a griffe ad artiglio definisco io, no? E dopo la cura d'ortoplastia vediamo come sono in asse subito dopo mesi. Che tempi? Di solito i bambini già dopo qualche mese iniziamo già a vedere dei miglioramenti. Non lo vediamo neanche noi podologi, è la stessa mamma che nota, che vede il bambino tutti i giorni, quando la sera toglie queste ortesine inizierà a vedere il dito. Perché l'ortesina si mantiene per tutta la giornata, tutta la giornata, come gli occhiali, poi la sera ti toglie, vede qui per esempio. C'è un secondo dito sovraddotto al terzo, con l'ortesina, questa chiamo io gingommina, questa fascetta che il bambino porta tranquillamente tutto il giorno, viene realizzata su misura e il dito dopo pochi mesi è già diritto, è già in asse. Un po' come la plastilina. Come la plastilina, come se fosse un gelottino, una fasciatura che va a costringere il dito del bambino a stare diritto tutto il giorno, per cui è normale che essendo... Quindi anche qui viene fatto su misura e poi il giorno successivo il bambino lo può riapplicare tranquillamente. Riapplicare tutto il giorno, la infila la mattina e lo toglie la sera. Questo tipo di ortesina? Questo è un bambinello già più cresciuto, dico io, avrà già 12-13 anni un ragazzino, ma vediamo come le dita a griffe della foto in alto a sinistra si porta questa ortesina, vediamo, è di colore diverso.
diverso. Diciamo che poi per il cui... risultato è eccezionale, no? Perché ma non rispetto- solo, vediamo come il podologo applica la stessa ortoplastia ma con materiale diverso a seconda della densità del materiale, della caratteristica del shock assorber del silicone. Qui sono 1000 paste siliconiche Certo. che noi andiamo ad adattare a seconda della correzione che vogliamo effettuare. Perché lo ripetiamo sempre, come tutto in medicina, ogni caso è un caso a sé, sé. no? Quindi dobbiamo essere precisi al millesimo. Personalizzare la cura, E anche in questo caso. personalizzarla, certo. Ecco, E qui si questo va abbiamo in un piede geriatria. di adulto, Qui andiamo, ovviamente si parla di piedi, ormai bambini, no? I bambini li abbiamo lasciati da tempo, per cui sono bambini non curati. Questi avete detto piedi prima. appartengono a soggetti, diciamo così, che si sono un po' lasciati andare. Ma qui ci sono sempre piedi con una deformità dovuta a malattie anche sistemiche, in questo caso pazienti affetti da artrite reumatoide, quindi Ecco. artrite deformante che va a deformare. In questo caso, ecco, rispondendo pure ai telespettatori di prima, basta effettuare una tesi plantare che faccia camminare bene, che raccolga un po' tutte le ossa. Io devo tutte- dire però che vedendo quel piede lì, regia, ce la puoi rimandare, grazie. Insomma, io all'inizio rimango un po' sconcertata, no? Nel senso che dico, ma si potranno mai recuperare? Eppure, insomma, voi riuscite Ecco, a dal fare nostro delle punto cose... di vista recuperare vuol dire far camminare bene il paziente a questa età e rendergli la vita più agevole e più facile possibile. Perché magari Il si piede- tende a non uscire, perché si cammina Bravissima. male, si avverte Io ho dolore. pazienti anziani che non riescono più a fare le cose elementari in casa, figuriamoci uscire. Ma anche sopportare una calzatura, Una immagino. calzatura, ci sono calzature speciali, ci sono plantari speciali, dei super cuscini morbidi, per capirci, adatti a questo tipo di stati patologici, dove il paziente, nonostante i suoi grossi e innumerevoli problemi, riesce diciamo, a svolgere una vita, diciamo, apparentemente quasi normale. Quindi anche nel caso di questi Direi piedi qua, soprattutto in questo caso Ecco. è ancora più utile il podologo per realizzare un plantare sempre più le specialistico. ortesi anche qui vanno? Anche le ortesi dipende dal tipo di riducibilità, se no sempre con l'ortesi in questi casi si effettuano trattamenti compensatori, cioè nei pazienti anziani si elimina principalmente il dolore, Certo. è il nostro primo obiettivo. Se andiamo avanti vediamo anche alcuni casi particolari dove nonostante l'età avanzata, andiamo avanti. E qua proprio un intreccio di dita, Sì, ecco, in questo caso c'è un secondo dito soprattutto al primo, parliamo di un paziente anziano, però dall'esame clinico, dal test effettuato c'è una certa riducibilità, per cui nulla toglie che riusciamo a correggere il dito portando questa ortoplastia fatta su misura. Nonostante l'età costringiamo il dito a stare tutto il giorno diritto, il paziente non ha più dolore, cammina tranquillamente, indossa le scarpe che prima non riusciva ad indossare. Lì in quel caso il podologo fa anche da padrone, è anche il caso che il podologo, studiando la calceologia, consigli le scarpe più appropriate a quel tipo di paziente. certo. Perché il paziente disperato compra un sacco di scarpe, magari butta un sacco di soldi e Però non prende quella non giusta. prende quella giusta perché magari mal consigliato dal negoziante di scarpe, perché non Certo. essendo un medico non sa, poverino, dove adattarsi. Beh, quali caratteristiche deve Deve avere una avere. calzatura per quel tipo di problema? Certo. Io immagino che poi questi pazienti diano un bacio in fronte al podologo. No, però molti ringrazio del fatto che riescono a fare almeno le cose da ogni giorno. Molte volte sembra un po' un paradosso, ma molte persone anziane sbagliano una cosa più elementare, le pantofole in casa. Ci sono anche le Beh, pantofole... parliamo anche di queste pantofole in casa, perché noi l'abbiamo detto anche la volta scorsa, no? Certo. Soprattutto con questo tipo di piede bisogna avere le ciabatte spuntate davanti. Certo, più aperte Oh. possibile, invece persone anziane con piedi molto deformati che si ostinano a mettere pantofole completamente chiuse con 2 o 3 paia di calze dove il piede scoppia dentro la calzatura Assolutamente. e non facciamo altro che peggiorare la situazione. La prima regola del nostro istituto è far imporre delle pantofole, Ma a meno che magari a casi- perché la ciabatta chiusa dà l'idea del caldo in inverno, Certo. però in realtà Però anche un buon il plantare piede è che ti costretto. riscalda, attiva la circolazione, magari una calza anche di lana, una calza più pesante, così eliminiamo l'effetto termico sbagliato. Però con la Però spuntate, queste le ciabatte dita spuntate, ecco. essendo completamente libere, almeno in casa, e poi un anziano quelle 11-12 ore in casa, le passa la maggior parte in casa, e la stessa cosa si fa per le scarpe, si trova la scarpa chiusa anche d'inverno giusta, dove il paziente può uscire tranquillamente quell'ora, 2 ore, passeggiare comodamente e non soffrire. Bene, quindi insomma ricordiamo che anche in questo caso, nel caso vediate le dita che si stanno sovrapponendo, oppure insomma il consiglio è sempre quello, ricorrere Oggi si cura tutto, non è più, perché no? tutto, Una benissimo. volta
Ecco, questo per esempio abbiamo fatto un'ortesi di compenso, qui non c'è niente da curare o da correggere, ma il paziente lamentava del dolore sulla famosa esostosi della luce valgo, come vediamo è molto strutturato. Qui bisognava intervenire tanto tempo prima. Però cosa ha fatto il podologo? Ha fatto questi gusci in silicone, un po' come un vendaggio, una protezione che fatta sempre su misura, su calco del piede, che il paziente infine la mattina nessuna scarpa, nessuna pantofola recherà più danni su quella pretuberanza, perché sarà protetto da questa guaina morbidissima che il paziente infila la mattina e toglie la sera. Addirittura ho pazienti che fanno il fai da te e stanno poi così comodi, sono così comodi, stanno così bene, che si rifiutano di cacciare l'ortesina anche la notte dormendo, nonostante io poi gli dico che il piede può anche respirare, ma la vedono poi con una cosa, come un tutt'uno col piede, che hanno anche paura a eliminarla, ecco, disfare, ci dormono tranquillamente. Certo, certo, beh, insomma, perché poi quando si sente sollievo questa situazione di benessere è chiaro che non si vuole abbandonare. Ecco, qui vediamo, non so se i telespettatori riescono a vedere bene, ma ci sono delle unghie ipertrofiche esagerate e dove c'è la freccia. Ma perché voglio dire, si arriva a queste condizioni, magari anche in questo caso sarà difficile indossare una calzatura e quindi con tutta una serie certo, riusciamo a risolverlo in pochissimi minuti, ma vedremo avanti cosa il podologo fa dal punto di vista anche dermatologico. Però in questo caso c'era un diloma, una callosità apicale, se ritorniamo sull'immagine vediamo che aveva preso, ecco, immagino che anche i dermatologi vi manderanno tanti pazienti, infatti il dermatologo in questo caso invia il paziente al podologo, vediamo questo tiloma, questa callosità apicale che ha formato una C, non so se si nota dalla fotografia, ma aveva un sassolino nella scarpa questo paziente, talmente la callosità era cresciuta. A destra è lo stesso dito pulito, tutti con trattamenti incurrenti e non dolorosi grazie al nostro riunita, alle nostre frese, un po' come il dentista fa la pulizia dei denti, avanti vedremo, e poi abbiamo realizzato l'ortesi in silicone morbida che protegge il dito, quindi un tiloma e una callosità che non verrà mai più, perché il dito adesso in asse, cammino tutto il giorno con questo cappuccio tra virgolette correttivo, compensativo, eliminiamo la causa, eliminiamo l'effetto. Assolutamente, quindi con grande sollievo. Ecco, in questo caso c'è un piede neurologico, quindi le griffe neurologiche, no? Questo dito, secondo dito, no? Completamente per terra, pensi anche l'unghia che strofinava per terra ad ogni deambulazione, e per tornare anche alla signora di prima, ci sono anche pazienti con grossi handicap neurologici, no? E che anche con l'ortesina riusciamo a mettere in asse il dito dove c'è una certa riducibilità. Qui si effettua sempre un test podologico per capire dove noi dobbiamo compensare o semplicemente correggere dal punto di vista biomeccanico. Ecco, questa è un'altra signora anziana, no? Poi è venuta all'inizio, il secondo dito, nonostante l'età, iniziava a sovrapporsi al primo. Si prende lo stampo e come vediamo con l'ortesina al dito, il dito è agganciato, no? Al primo e al terzo dito, quindi il secondo dito non ha la forza di sollevarsi perché tra virgolette è legato da questa ortesina che il paziente comodamente infilerà la mattina, lo toglierà la sera e per cui poi la sera lo ripone come riponesse gli occhiali sul comodino. Tutto il giorno il dito è stato ingessato, no? È il caso di dire, imbavagliato. Sta anche più comodo nella calzatura, sicuramente. No? Ecco. Parliamo di ortesi sottilissime che possono essere lavorabili fino a ridurle pochi millimetri, infatti il paziente qual è il suo excursus? Verrà a fare prima la visita, poi prenderemo un calco, verrà a provare l'ortesina come il plantare, poi si può adeguare, molare, lavorare, fin quando il paziente sotto vari controlli riesce a risolvere il problema, un po' come il dentista, no? Raffina la dentiera, fin quando troviamo la quadratura del cerchio e tutto poi diventa comodo nel tempo. Assolutamente. Ecco, questo è un altro guscio siliconico protettivo. In questo caso, una volta che scopriamo che il dito non è più riducibile, non è più correggibile, diamo questa sorta di protezione che comunque evita che il secondo dito vada sul primo, perché già stava facendo capolino, come vediamo, e stava facendo, no, la fine del topo. In pochi anni l'artrosi che avanza poteva deformare ulteriormente il piede. Qui stessa cosa di prima. Possiamo andare avanti. Ecco, qui abbiamo due dita sovrapposte, una sopra l'altra, anche gravi, ma come vediamo l'importante è che a qualsiasi età siano riducibili. Vediamo che siccome sono riducibili, con l'ortesia al piede, il dito sta diritto.
Certo. Immagini poi il calzino, la scarpa chiusa, il dito sta completamente diritto. Nel caso che è irriducibile l'osso si spezza, quindi non possiamo correggere niente. E qui era una paziente che ricordò bene che era in età veramente avanzata, ma se il dito ancora è ancora giovane, tra virgolette, irriducibile, può rimanermi in asse, quindi grazie alle ortesine possiamo imbavagliarle, possiamo legarle tutto il giorno. No, questo è fantastico. E perché... possiamo, no, farle stare in asse 12 ore su 12, per cui è già Certo. una grossa conquista da parte nostra. Assolutamente. Tutto rigorosamente senza dolore, ovviamente, senza nessun sacrificio da parte del paziente, se non chiediamo un sacrificio ai nostri amici pazienti di portare scarpe comode. Ecco, questo è, no, è il noccio della questione. Beh, anche perché a un certo momento poi si ritiene doveroso, cioè a quel Certo. punto non si può più farne a meno delle scarpe Certo, comode, comode. quindi sacrifichiamo un po' l'estetica Ovviamente ogni tanto a favore del l'eccezione, benessere. anche il podologo ogni tanto può chiudere un occhio, no? Sì, beh, sì. Vale anche per il podologo vestire una scarpa elegante ogni tanto, ma giustamente si parla di 20-30 giorni all'anno. Voi donne potete farlo, ma non ecco abusarne poi durante tutti Certo. i giorni del quotidiano. Certo. Se possiamo andare avanti, c'è anche l'aspetto... Poi ci soprattutto sono anche l'aspetto- delle donne fortunate che da sempre portano i tacchi, però non Certo. hanno, magari non hanno mai problemi, non hanno Ecco, avuto ma anche mai là problemi. ritengo opportuno precisare che poche sono esenti dai problemi, cioè c'è il piede che è predisposto ad alcune patologie, altri che non è predisposto, vediamo le star di Hollywood, no? Con dei tacchi vertiginosi, ma prima o poi il piede deve presentare il condo. Però anche la star di Hollywood, poi tutti i giorni La vediamo vai in scarpe jeans da tennis, e scarpe va a fare da jogging, tennis, giusto. certo. Ok, andiamo avanti, c'è qualcos'altro da vedere? Sì, sì, vediamo, possiamo andare, ecco qui. E poi volevo vedere anche l'aspetto Ecco, questo è il dermatologico. riunito podologico, Il riunito che podologico ricorda un po' il riunito odontoiatrico, no? odontoiatrico. Quindi parliamo anche dell'aspetto Io l'ho dermatologico. visto all'opera, no? È questo signore qua, e vi dico che anche fare questi interventi che noi immaginiamo essere interventi magari duraturi, invece no, veramente si tratta di pochi minuti. Pochi no? minuti, Perché assolutamente indolore, metodi non cruenti. E purtroppo ecco il vero male è l'ignoranza, perché molti pazienti poverini ignorano per guai che adesso vedremo, cose abbandonate, patologie abbandonate da anni. Vedremo adesso delle onicopatie dove sono 10-15 anni che non riescono a trovare abbiamo provvedimenti. pochi, cosa dobbiamo vedere ancora? Sì, possiamo andare avanti 2 secondi, perché lui, il vediamo le nostro unghie. cattivo regista ci dà il tempo. Allora, sì, questo è importante. Ecco, guardi quest'unghia, osservi quest'unghia che non veniva tagliata da 10 anni, dopo il trattamento podologico sembra un'unghia normale. Assolutamente, magari insomma in È pochi tutto minuti è stato ecco, in fatto pochi il minuti, tutto. guardiamo queste unghie, Sì, sembrano più che altro conchiglie, no? sì. Dal punto di vista visivo. Qui parliamo di unghie che vengono pulite da anni, prima e dopo il trattamento, tutto parliamo di 10 minuti di lavorazione. Magari queste persone ignoravano anche l'esistenza di questi trattamenti. Questa è la famosa unghia incarnita, volgarmente detta, no? Certo. Possiamo andare avanti? Ecco, vede prima e dopo il trattamento. Quindi in pochi minuti con questi macchinari, con il riunito podologico, con sembrano queste delle frese, dita praticamente normali, guardi questo cioè, pulite, no? insomma, riportate veramente alla normalità. alla Qui sono normalità. pazienti che non riuscivano più a tagliare le proprie unghie con gli arnesi, diciamo, di casa. Certo, magari manco l'immaginiamo noi, no? L'esistenza di queste patologie. Di questo tipo di unghie, Vedi, però sembra una conchiglia, pensi quest'unghia come va a sbattere contro la tovaglia della scarpa, per cui rende difficile la ma vita a anche qualsiasi paziente. assolutamente anche il dolore, no? Si immagino che non si sopporti niente con questa situazione. Danno fastidio le lenzuola che fa in anche un po' questi casi. impressione, devo dire, però ecco sì. Parliamo di centimetri di altezza di Che unghia, crescono in altezza. neanche nelle pantofole può reggere un povero paziente. E poi rifugia dalla vita quotidiana, quindi le nostre persone non riescono neanche a uscire di casa, a fare le cose normali che fanno tutti. Noi abbiamo anche mostrato in altre... Ecco, qui parliamo di percheratosi, strati, callosità, prima e dopo il trattamento podologico, prima e insomma, qui dopo. abbiamo delle situazioni... Non definisco più neanche callosità, bottoni sotto il piede, sassolini. Incredibile. Quindi il paziente conviveva con questi strati percheratosici una vita intera. Certo, e magari poi una Sono volta... passati 10 minuti di lavoro. Ecco, 10 10 minuti minuti di lavoro e e assolutamente per senza sentirsi dolore. rinati. Rinati. Chiaramente, una seconda giovinezza, esatto. è il caso di dire. Chiaramente questo noi ci teniamo sempre a mostrare queste immagini, anche se non sono tanto carine da vedersi, però lo facciamo perché la nostra è una trasmissione di informazione, no, di servizio, quindi
ci piace far vedere che esistono le risoluzioni per determinate situazioni, quindi magari ci si immagina che siano dolorose, che siano insomma con tempi lunghissimi, molte volte è la paura che blocca il paziente, giustamente. Esatto, quindi abbiamo visto invece che con questo riunito podologico voi fate veramente i miracoli in pochi minuti. E, insomma, se si sta bene col piede si sta bene un po' con tutto il corpo, questo lo sappiamo. Allora, il tempo anche per oggi è arrivato al suo termine. Io ringrazio il dottor Maurizio Contorto anche per questa volta per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi. Ringrazio voi amici per averci seguito, lo so che ci seguite con tanto affetto e vabbè, poi questo devo dare delle notizie che poi darò la prossima volta. Vi aspetto la prossima settimana, vi ricordo sempre il nuovo orario dalle 15 in diretta dai nostri studi. Grazie e buon proseguimento di serata.